Pronti? 1, 2, 3. Valido il secondo tentativo con Topolo P che scavalca Van Helsing. Fonte si installa al comando, è veloce subito anche Vasti di Poggio che si trascina. Boys Going in lungo i birilli. Invece c'è Zico in terza posizione a precedere Astecca Dimar. I primi 200 metri vanno via in 15:2 e Van Helsing Font si presenta e passa nei confronti di Topolo P. Cliché disegnato in preventivo è andato in scena con Van Helsing Font che è andato a sfilare su Topolo P. Zico in terza posizione a precedere Astecca Dimar, di fuori scoperto Vasti di Poggio, in pariglia Boys Going in a precedere Tyron Grad, quindi ancora lungo i birilli Roger OP, ancora attenti al lupo che ha girato molto bene da 20 metri, però è in settima posizione alla corda. All'esterno alle spalle di Tyron Grad troviamo una bella gara che si trascina Ulisse F, quindi il 12 di Americ Clemar, ancora il 14 di Tulum. Alla retroguardia Usque DL precede Til Etoile. 59,8 la imposta sul ritmo dell'1:15 Maurizio Cheli, ritmo che Van Helsing Font può portare fino al palo. La curva di destra passata in 15:9, non arriva nessuno a destra e allora un pochettino di rifiato ci può anche stare. Intanto non si muove nessuno, il gruppo procede disposto per pariglie con Van Helsing Font che guida nei confronti di Topolo P, Zico lungo i birilli. All'esterno Vasti di Poggio lungo la corda Astecca Dimar con a destra Boys Going in. Quindi ancora Zamora Font lungo i birilli a precedere attenti al lupo. In pariglia sempre Tyron Grad a precedere una bella gara e Ulisse F. La frazione è ancora in 15:6, c'è stato un 31:1 di là e ancora un paletto abbastanza comodo per il leader Van Helsing Font che viene all'ultimo passaggio davanti alle tribune in vantaggio. A 800 dalla conclusione le posizioni sono cristallizzate, 33 questi 400 metri, Van Helsing in vantaggio, la prima a far la mossa sembra essere una bella gara, Van Helsing però ovviamente accelera, Vasti di Poggio è richiesto al largo, lungo la corda c'è sempre Topolo P a precedere Zico, in pariglia Boys Going in a precedere Tyron Grad, una bella gara che attende ancora a spostare, viene via dalle retrovie Usque DL trascinandosi Til Etoile, cercano di rifare il gruppo in terza ruota, trovano l'anticipo da parte di una bella gara, la dritta opposta alle tribune passata da Van Helsing Font in 14:6, Vasti di Poggio è sempre lì, coraggioso all'esterno, cerca di spostare anche Boys Going in dalla pariglia, lungo la corda è chiusa Topolo P che aspetterà l'open stretch, quindi anche Zico, Usque DL che prosegue in mezzo alla pista ma è lontano, c'è ancora una bella gara in terza ruota, l'ultima curva passata in 14:6, Van Helsing Font in vantaggio, sposta Topolo P alla sua destra, va di dentro Zico, Van Helsing si difende, attacca Topola, di dentro Zico, Topola e Zico, Zico che va su Topola, Zico e Andrea Vitagliano che vincono la Tris Quartet Quintè nei confronti di Topolo P, al terzo ancora Van Helsing Font. 29,6 il penultimo quarto e 29,6 l'ultimo quarto, con 14,3 addirittura arrivo il successo di Zico e Andrea Vitagliano che allena e guida per la scuderia El Ra. Il successo in open stretch del figlio di The Lindy Reserve. Topolo P ha optato per andare all'esterno e allora Zico si è infilato di dentro, ha portato a casa il successo. 2-5-3 l'ordine di arrivo della Tris, 2-5-3-8 con Astecca Dimar bene al quarto e al quinto posto invece il 9 Boys Going in per il tripudio dei cavalli allo start. Il successo però è del mattatore di Cesena Andrea Vitagliano che dopo il successo coi puledri porta a casa anche la Tris Quartet Quintè, il raddoppio di Andrea Vitagliano e Zico che porta a casa il successo nella Tris. Andiamo a riepilogare i numeri, il probabile quintè che è 2, 5, 3, 8, 9.